benvenuti al Palacconi di Cagliari, ottava giornata del campionato di Serie A femminile di futsal femminile Cagliari contro Città di Falconara, una partita molto importante per entrambe le formazioni. Le ultime indicazioni da parte del direttore di gara e poi si parte, inizia FFC contro Città di Falconara, affrontata da Nemcic, c'è addirittura il tunnel e poi il pallone dall'altra parte, davvero al bacio per Jessica Ciferni, da parte di De Angelis, ci prova Milena Gasparini, il pallone che finisce in rete con sorpresa anche da parte degli avversari. Il pallone è indirizzato sul primo palo, Antonacci non è riuscita a leggere la traiettoria. Luciani insiste, il Città di Falconara, cercata qui Nanà. Attenzione a Nanà, la battuta ancora da parte della brasiliana. Attenzione qui al Falconara, ci vuole un grande intervento di Mascia. Che hanno dominato sia nel maschile che nel femminile. Attenzione qui a Nanà, l'intervento di Mascia, calcio di rigore per il Città di Falconara, colpo di scena nella partita. Il fischio dell'arbitro, va Pasquale, il tiro e il gol, trasformazione centrale, potente, precisa per Pasquale. Attenzione qui al gol da parte dell'FFC, la battuta dalla distanza che ha colto di sorpresa Antonacci, mani sul volto per il portiere del Città di Falconara che ha grandi responsabilità nell'uscita. Il pallone, attenzione qui, è buono per Nemcic e si rifà Antonacci con questa ottima uscita, ottimo ritorno da parte di Marchese, ma ancora De Angelis ci può riprovare qui a un passo dall'autorete. Va sul pallone, altro 2 contro 1, superiorità numerica, Marchese però calcia fuori con il mancino, occasionissima per l'FFC. Qui Marchese trova il gol del 3-1, persa dalle giocatrici della Città di Falconara, solissima l'ex Torres firma il 3-1. Ciferni, attenzione perché si può girare, Nanà trova Dalla Villa, il pallone ancora in mezzo e Nanà riesce a metterlo in rete per il 3-2. C'è ancora vita, c'è ancora speranza per il Città di Falconara. 2 secondi, 1 secondo, è finita qui. Il futsal femminile Cagliari torna al successo, batte il Città di Falconara con il punteggio finale di 3-2. E se riesce a inquadrare tutti quanti, allora Presidente ci presenti questo importante nuovo acquisto, Gabriela, che andrà a rinforzare la squadra. Ma assolutamente, una grande giocatrice che abbiamo avuto e abbiamo l'onore di averla con noi. Siamo molto contenti in quanto la squadra aveva bisogno di questa svolta e quindi ben venga Gabriela. Gabriela, le prime parole da giocatrice dell'FFC, intanto le sensazioni quando sei arrivata insomma in questa famiglia, ricevendo anche questo incoraggiamento non da poco da parte dei tifosi. Qual é a sensação de chegar aqui e ter todo este encorajamento da parte dos fãs? E qual é a sensação de chegar aqui? É uma sensação muito boa ser acolhida da maneira que eu fui desde ontem e eu espero retribuir todo esse carinho que eu tenho tido atuando bem e dando um resultado aqui. Lei dice che sì, è molto bello e che si sente molto felice di dell'accoglienza essere così e che vuole dare il suo meglio e provando che per agradecer per questo carino. Presentiamo Gabriela dal punto di vista tecnico e quali sono state insomma le tappe più importanti della sua carriera. Do ponto de vista técnico, quais são as etapas mais importantes da tua carreira? As etapas? Sì, tipo Le ultime squadre in cui ha giocato e quali sono le sue caratteristiche, il suo ruolo, insomma la presentiamo in generale ai tifosi dell'FFC. Tecnicamente, como é? Il suo modo di giocare. Sim, o teu modo de jogar. Assim, eu sou uma armadora, mas que na última temporada acabei me tornando uma artilheira pelo fato de eu chegar muito à frente, né, do gol e armar muito o jogo. Então eu tenho acho que muito a contribuir a todo o time
e se Deus quiser vai dar tudo certo. Lei dice che adesso aiuta a costruire il gioco e che adesso si gioca più avanti e che aiuta molto la squadra così, costruendo. E che se Dio aiuta, che tutto va bene. Che impressione ha avuto della squadra in questo primo tempo? Qual é a impressão que tiveste da equipa? Ah, uma equipe com muito potencial e que tem tudo para chegar muito longe no campeonato. È una squadra con molto potenziale e che ha molto per andare molto lontano nel campionato. C'è una promessa che ti senti di fare a questi tifosi che ti hanno incoraggiato così calorosamente? Tens alguma promessa para fazer a estes fãs que te estão a encorajar desta forma? Que eu vou dar o meu melhor e que com certeza a gente vai atingir nossos objetivos esse ano. Che darà il suo 100% e che sicuramente dovranno attingere il suo obiettivo di questo anno.